Siamo pazzimmo, siamo pazzimmo, siamo pazzi. Buon pomeriggio a tutti, gentile pubblico, benvenuti allo stadio Valentino Mazzola di San Cataldo, primo match del 2026. Ma in scena oggi San Cataldese 9 Gea Virtus, gara valida per la 18ª giornata del campionato di Serie D Girone I. Questi sono i colori. E inizia adesso San Cataldese 9 Gea Virtus. Verticale di Mariani per Di Mino, il pallone scorre bene. Mariani, Di Mino per Rozzi che prova la girata. Debole fra le braccia di De Falco. Pallone alle partite Samaché che lancia in avanti. C'è Cicirello, duello con che lancia in avanti. Trova però Balzano che mette il pallone dove c'è Samaché, attenzione, la sfera è ancora lì, non c'è tocco di mano secondo il direttore di gara. Barriera a 4 con Di Mino a coprire anche la parte bassa. Vallongo che scarica al centro della porta e trova il gol del vantaggio. Gira, torna da Uez che rientra sul sinistro, mette il cross basso. Romano, il pallone è lì, Viscuso, la sfera che viene poi allontanata. Baglione, poi Pisciotta mette il cross che colpisce la traversa dopo il tocco di De Falco. Battuto corto il corner, Di Mino per Mariani che prova la conclusione, va vicino alla porta. Lancia in avanti di Fess per Cicirello, il pallone che balla sulla linea laterale, arriva dal numero 7 che mette il cross, Samaché colpisce il palo. Poi di prima intenzione Longo, il pallone arriva da Cicirello che controlla, lo scarica a sinistra, c'è il tiro di Longo, ancora un palo, forse con una deviazione di Maravigna. La palla è ancora buona per la San Cataldese. Di Mino prova la conclusione, Di Mino, pallone bloccato in due tempi da De Falco. Ma nel frattempo arriva il duplice fischio del direttore di gara. Fischia l'arbitro, comincia il secondo tempo di San Cataldese 9 Gea Virtus. Spizza Ferrigno, ma c'è Cicirello che addirittura prova la conclusione da lontano, non trova lo specchio della porta. Arriva il raddoppio dell'Igea. Lancia in avanti per Samaché che prova la conclusione e c'è la parata di Maravigna. Tutto il corner a centro area, colpo di testa e arriva il 3-0, lo mette a segno proprio Uba Samaché, lo rialza Pisciotta. Rozzi ancora prova la conclusione al volo. Siamo sulla trentina di metri dalla porta difesa da De Falco. Arriva il fischio dell'arbitro. Parte Baglione, traiettoria centrale, blocca il portiere dell'Igea. Baglione vede Barraco sulla destra, Barraco in area, affrontato da Maddaloni. Ancora Barraco, mette il cross basso, non trova però un compagno. Ferrigno, il cross basso, la palla arriva da Baglione, ancora Baglione che prova la conclusione, palla che si spegne a fil di palo. Arriva in questo momento il triplice fischio del direttore di gara.